Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un bimbo di 13 mesi è stato soccorso sabato all'ospedale dei bambini di Palermo dopo che aveva ingerito della cannabis. I medici in servizio al pronto soccorso durante degli accertamenti e una TAC hanno riscontrato una frattura cranica. Sono partite adesso le indagini e le perquisizioni in casa dei genitori del piccolo. Si è svolta udienza preliminare per il professore di religione di Caccamo, accusato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale aggravate dalla minore età, stalking e molestie per un totale di 14 capi di imputazione nei confronti di 11 studenti di una scuola superiore della quale insegnava. 2 casi di presunta mala sanità e altrettante richieste di risarcimento danni milionari e avanzate dai familiari nei confronti dell'ASP di Agrigento. Il primo episodio risale a giugno del 2016, quando una donna, dopo un calvario iniziato l'anno precedente che l'ha vista ricoverata in diverse strutture dell'Agrigentino, è deceduta. Gli eredi hanno presentato una richiesta danni di 710.000 euro. Il secondo caso riguarda un parto avvenuto nel 2007 in uno dei reparti di ginecologia e ostetricia di un ospedale della provincia. Secondo i familiari della vittima, che hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 3 milioni di euro, i sanitari avrebbero causato una lesione cerebrale dell'emisfero destro, provocando una invalidità del 100%. Le udienze si terranno rispettivamente il 9 e il 13 di dicembre. E chiudiamo con i dati settimanali sul Covid diramati dalla Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 18 al 24 novembre in Sicilia si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi Covid del 4,4% in più rispetto alla settimana precedente. Sotto la media nazionale i posti letto occupati in area medica all'11%, mentre sono sopra la media nazionale quelli in terapia intensiva al 3,3%. Enna, Catania e Siracusa sono le province con il maggior numero di casi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.